The city of Trieste and the region Friuli-Venezia Giulia sign a new agreement uniting local police forces under one regional command, strengthening coordination, security and service across the region. Questo è un progetto che parte dal 2021 con la nuova legge sulla sicurezza, che prevede semplicemente di offrire ai cittadini del Friuli Venezia Giulia un coordinamento delle polizie locali che garantisca efficienza e sicurezza sul territorio. In sostanza noi abbiamo un territorio molto variegato, con comuni piccoli, servizi di polizia locale molto piccoli o talvolta in alcuni comuni assenti e comuni invece che hanno dei corpi molto strutturati, pensiamo ai capoluoghi, in particolare Trieste. Con questo coordinamento noi diamo la possibilità al Comune di Trieste di gestire dei nuclei specialistici, in particolare su delle materie dove serve altissima specializzazione per poter garantire un servizio su tutto il territorio regionale. Questo cosa vuol dire? Che il comune piccolo che avrà bisogno per esempio del servizio di polizia ambientale potrà chiedere al coordinamento della Polizia Locale di Trieste degli agenti che verranno reperiti sul territorio, specializzati e formati sulla polizia ambientale, che potranno essere disposti sul territorio regionale. Certo, ovviamente il comando di Trieste è il più grande, ha circa tra il 20 e il 25% del personale di tutta la regione, ha molti nuclei specialistici, ha il servizio H24 che è l'unico in regione e pertanto ha un compito in particolare di coordinamento e per il resto può mettere a disposizione tanto l'unità cinofila come Pordenone e Udine, i controlli sull'autotrasporto come anche altri comuni come Falcone, nuclei specialistici a disposizione di tutti i comuni, anche quelli più piccoli che naturalmente certe specializzazioni non può permettersele per una questione numerica, anche se in regione ci sono sicuramente delle realtà come la Carnia che sono molto avanti su parecchi aspetti, compreso il nucleo contrasto violenza di genere in cui stanno operando assolutamente bene.